Gestire l'agriturismo vuol dire avere la capacità di differenziare un'azienda agricola, perché alla fine comunque siamo sempre un'azienda agricola. Senza azienda agricola non possiamo avere un agriturismo. Vuol dire avere delle capacità un po' diverse di un agricoltore. Modernizzare, uso tecnologico, capacità di relazionarsi con le persone, sapere le lingue, avere una visione diversa di un'azienda agricola moderna. Con la sostenibilità vado a braccetto. Ho fatto un impianto fotovoltaico a scambio sul posto, produzione di acqua calda con pannelli, abbiamo certificato tutta l'azienda agricola e quindi anche i prodotti agricoli a lotta integrata volontaria. Cerchiamo di dare un'impronta in dare inquinamento zero. Il riscaldamento della casa e parte dell'agriturismo a legna, in modo da cercare di dare il nostro contributo al pianeta. Sfida di futuro, cercare di avere dei clienti, nel senso che in Italia sta esplodendo il turismo, negli ultimi 2 anni è esploso. I bed and breakfast sono triplicati, l'investimento negli alberghi è molto alto, noi dobbiamo cercare di mantenere la nostra clientela. Come fare? Servizi diversi, dare l'accessibilità a un'azienda agricola a un territorio che senza un'azienda agricola e senza un agriturismo non sarebbe possibile scoprire. Diciamo che noi agricoltori con l'agriturismo siamo la cartolina del territorio.